Quando cresciamo di 50 persone al giorno ricoverate, noi siamo in piena epidemia. Covid, il virus sale, cresce trascinandosi dietro ricoveri e la chiusura delle scuole. L'ultimo distretto ad aver superato la soglia dei 250 contagi per 100.000 abitanti è l'Alto Vicentino. L'Alto Vicentino, che ha 258 su 100.000 abitanti. Nell'Alto Vicentino scattano dunque tutte le chiusure previste dalla nuova ordinanza del governatore Luca Zaia. Chiusure entro 48 ore per 14 giorni delle scuole dalla seconda media alle superiori. Buone notizie invece sul fronte dei vaccini. Già dal fine settimana noi siamo in grado di dare i vaccini Astra ai medici di medicina generale che sono pronti a vaccinare. Entro fine marzo saranno vaccinati tutti gli over 80 e, con l'arrivo delle nuove dosi, la Regione Veneto sta preparando un piano per immunizzare 50.000 persone al giorno. Quindi i 4 milioni di veneti potranno essere vaccinati entro fine settembre. La campagna procederà a ritmo spedito anche grazie all'accordo concluso con i medici di base. Sono stati e sono un anello fondamentale. Lo sono e lo saranno tuttora oggi e ancora di più per quanto riguarda il piano vaccinale, non solo perché hanno un'esperienza importante che è quella della vaccinazione anti-influenzale, ma perché è chiaro che conoscono molto bene i propri assistiti, quindi se pensiamo anche di assistiti più fragili, più vulnerabili a domicilio, sono sicuramente in grado anche di raggiungerli e di avere quindi un approccio diverso, proprio perché c'è anche questo legame e questa conoscenza molto, molto forte.